Ur contà une parabole per mostrare che veven di prea sempre, senza mai stufarsi. In una città al viveva un giudice che non aveva pel di timore di Dio e non aveva cur per nessuno. In questa stessa città viveva una vedove che leve di lui e domandava: «Fasimi giustizia contro il mio avversario». Per un tratto di tempo il giudice non voleva, ma dall'ultimo al disè dentro di sé: «Sebbene che non hai timore di Dio e non mi scompon per nessuno, e farai in stesso giustizia e così non vignerà l'ambicame di un continuo». E il Signore al giuntà: «Veso sin tu che cal disse il giudice senza coscienza. E Dio non farai la giustizia ai suoi eletti che lo clamin degnot, sin tardarai al t'aiudaio. Us dis che al spesserà a fare giustizia, ma il figlio dall'uomo, quando al vignerà, chiatarai all'antimò la fede sulla tiare». Poi dice un'altra parabola per un po' di loro che erano convinti di essere giusti e spregiavano che gli altri. Due uomini erano sotto al tempio a pregare. Un era fariseo e che l'altro pubblicano. Il fariseo stava in pince al pregare così: «Dio, ti hai aggrato perché non so come che gli altri sono, laris, stress, sporcazioni, e neanche come che spubblicano chi. Io ho giuni 2 volte per settimana e offrisco la decima di 12 coai». Il pubblicano invece si ferma lontano e non lo alzava neanche alzai voi verso dal cielo, ma si batteva il petto e al diceva: «Dio, vi remissione di me peccador». Us dis che scolea torna a casa giustificato, che l'altri invece no, perché quel che si alza al vignerà umiliato e quel che si umilia al vignerà alzato. I presentavano anche qualche frutto perché aiuto chias, ma i discepoli, vedendo questo, gridavano. Allora Gesù gli clamò d'ogni di sé al disè: «Lasciate che i frutti vengono di me e non state a inibiural, perché il reame di Dio è di quei che sono compagni di loro. Us al dis in verità, quel che non accetta il reame di Dio come un frutto, non le casca agli entri». E un sorrestante lo interpellò: «Mestri bon, c'hai io di fa per ve la vita eterna?» Gesù gli rispondè: «Perché mi dici tu bon? Nessuno è bon, nome Dio. Tu conosci i comandamenti: non sta fa adulteri, non sta copà, non sta robà, non sta testimonial falso, onore to pari e to mari». Che l'ompi dice: «Tutto questo lo hai rispettato di giovane in su». Sentendo così, Gesù dice: «Ti manchi anche mone robe, vent tutto che tu hai e dallo ai puas, e così tu varrai un tesauro ai ci, poi venga ur di me». Ma che, sentendo queste parole, si avvilì che mai, che di fatto all'era si oron. Gesù, vedendo che l'era avvilita, al dice: «C'è tan difficile che l'è, perché che sono sicuri di entrare al reame di Dio. È più facile che un camelo al passi per buse di una gusella che non sicuro agli entri al reame di Dio». Che lo ascoltavano dicevano: «Ma allora qui arriverai alla salvarsi?» U rispondè: «C'è che è impossibile per gli uomini, è possibile per Dio». Allora Pieri dice: «Ve, noi abbiamo lasciato tutto ciò che avevamo e siamo venuti da ur di te». Gesù rispondè: «Us al dis in verità, nessuno lascia chiese, femmine, fradi, genitori e figli per reame di Dio,
Cence chiappà un evore di pui in che stem di cumò, e tal tem calvignerà la vita eterna. Poi al tiolè su con sei dodici ordisè, veccoli su a Gerusalemme, e si colmerà tutto che è stato scritto dai profeti a riguardo al fidalom. Al sarà consegnato ai paians, al sarà sviliniato, lui empleranno di offesi e spudaranno in tor, e dopo averlo flagellato, lo coparanno, ma la tiarce de risusciterà. Loro però non capirono niente di tutto questo discorso. Il significato di quel fevelà resta scuro per loro e non arrivavano a capire niente di niente. Biel che stavano svicinandosi a Jerico, ad or de strade, alle risentato un vuarp che ci rive la carità. Si intenta passare la folle al domandare ciò che stava succedendo. E risponderono, al sta passando Gesù di Nazaret. Allora lui al taccaberlà, Gesù, figlio di David, vedul di me. Che erano davanti gridavano per farlo tasè, ma l'uarp al berlava intimò poi fuori. Figlio di David, vedul di me. Allora Gesù si fermò e ordinò che menassero l'uarp. Quando al fodon gli domandò, «C'è vuoi tu che ti fasi?» E rispondè, «Signor, fasimi viodi». E Gesù disse, «Viod, la tua fede ti ha salvato». Dal momento al tornare a viodi e si mette alla da ur di lui, ringraziando Dio. Anche la gente che era lì, viodente il fatto, e taccà a laudare Dio.